La quarta commissione Ambiente e Territorio e Mobilità, presieduta dall'agrigentino onorevole Savarino, vota una proposta di risoluzione circa le prospettive di sviluppo dell'AS, aeroservizi e potenziamento dell'aeroporto di Lampedusa. Premesso che la problematica relativa all'area di deposito del carburante sito all'interno dell'aeroporto dell'isola di Lampedusa, già posta sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Agrigento, ha provocato numerosi disservizi e si è assistito a una compressione del traffico aereo sull'isola anche in ragione dei danni subiti dal comparto dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da Covid-19. È considerato che quanto premesso esige l'attenzione delle istituzioni sul problema al fine di garantire la piena operatività dell'aerostazione e incentivare in questo momento la ripresa del trasporto aereo quale servizio di interesse economico per il territorio lampedusano. Preso atto delle anomalie e delle irregolarità relativamente alla titolarità e alla gestione dell'area del deposito carburante oggi sotto inchiesta giudiziaria e conseguentemente nella necessità di progettare e realizzare in tempi rapidi un nuovo deposito carburante adeguato alla necessità dello scalo, la quarta commissione Ambiente, Territorio e Mobilità, rilevata quindi la necessità di implementare e sviluppare le potenzialità inespresse dell'aeroporto di Lampedusa, impegna il governo della regione siciliana e per essa l'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità a elaborare di concerto con i vertici dei AS un piano industriale che garantisca la continuità dell'aeroporto di Lampedusa e che sia capace di mettere a sistema le sue potenzialità, le sinergie con gli altri scali siciliani, avendo cura di assicurare un disegno strategico unitario capace di restituire competitività allo scalo e garantirne un incremento di flussi turistici nazionali e internazionali a tutela dell'economia locale nell'ottica della valorizzazione dell'isola, a interloquire con gli altri soggetti pubblici competenti per verificare le modalità attraverso cui la gestione dell'aeroporto di Lampedusa, continua il comunicato stampa della Presidente onorevole Savarino, possa eventualmente essere affidata a un soggetto diverso da AS Trasporti, quindi adottare le misure necessarie a intraprendere un percorso di sviluppo virtuoso di sinergie industriali nel settore del traffico aereo nella regione siciliana tramite l'individuazione di una società controllata o a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta, che abbia la missione istituzionale esclusiva di gestire l'aeroporto di Lampedusa, a disciplinare le modalità di costituzione di tale società di gestione, prevedendo che sia redatto un piano di sviluppo e ampliamento del traffico anche gestito attraverso programmi di destagionalizzazione dell'offerta.